Brigida Morsellino, preside dell'Istituto Nautico di Catania e direttore generale dell'ITS Academy di Catania. È un'emozione, è un sogno che si realizza. Io credo che per chi crede nei sogni come me, ancora alla mia veneranda età, quasi pensionata, devo dire che è una grande emozione, una grande scommessa vinta, almeno che il Signore benedica tutto quello che stiamo facendo, perché lo facciamo per un valore alto, lo facciamo per i ragazzi e lo vogliamo fare in un quartiere come questo, che è un quartiere storico di questa grande città che merita un riscatto, merita di essere considerata come la città che è, una città viva, una città fiorente, una città vivace, una città piena di grandi possibilità. Noi vogliamo dare queste possibilità e le vogliamo dare non solo ai ragazzi catanesi, non solo ai ragazzi siciliani, ma ai ragazzi che vengono da tutta Italia, in un ambiente come questo, in un posto come questo. Ci crediamo, ci abbiamo creduto sin dal primo momento, piano piano tutto questo si sta realizzando, un aereo vero, importante, che arriva in un momento e in un posto come questo, ha un valore sociale, di messaggio formativo, promozionale e di fiducia per tanti giovani che studieranno all'interno di questo grande laboratorio che è veramente, secondo me, di una potenza inaudita. Questo si è realizzato grazie al fatto che siamo una grande squadra. L'ITS Academy di Catania è formata da persone che ci credono e che vanno avanti ad oltranza, nonostante i problemi, nonostante le situazioni che si vanno creando strada facendo, perché i problemi si superano se ci si crede e se le cose si fanno insieme. Massima condivisione, un grazie veramente di cuore a Nicolosi Trasporti, al dottore Randazzo e a Gaetano Nicolosi, che hanno dato la possibilità a questo mezzo di essere posteggiato per più di un mese a Catania e adesso finalmente è arrivato nella sua casa e spero che possa portare veramente tanta speranza e tanta professionalità importante, perché ne abbiamo bisogno tutti. La collezione preziosissima per noi sono i nostri ragazzi, sono quasi 800 ragazzi in questo momento, 40 percorsi che noi seguiamo personalmente, direttamente, sempre, perché ci curiamo, ci prendiamo cura di ognuno di loro e per noi la scommessa vinta è proprio questo, quindi questo elemento che oggi è arrivato qui, a cui dobbiamo dare un nome, e ancora non ci abbiamo pensato ma ci penseremo, sicuramente è più che altro uno strumento per poter avvalorare questa nostra ricchezza che sono i nostri giovani, quindi per loro a disposizione tanta professionalità e anche un po' di follia, perché no? Ci sono delle grandi opportunità, ragazzi, ci sono veramente delle grandi opportunità. Sappiate essere coraggiosi, fate delle scelte che vi possono dare la possibilità di realizzare un vostro progetto di vita e non lontano, anche possibilmente nel vostro territorio. La Sicilia è una grande terra, è una terra che ha bisogno di voi, quindi non ve ne andate tutti, per favore. Oddio, se qualcuno pensa che siamo pazzi, pensa bene, perché una cosa del genere solo dei pazzi la possono fare. Però nella follia c'è sempre tanto di genialità, no? Così mi hanno insegnato. E nella nostra follia c'è un progetto che si realizza e che si realizza per i giovani. Io questo lo dico sempre, tutto si può fare se il valore e l'obiettivo è alto. Noi abbiamo un valore e un obiettivo importantissimo, il futuro dei nostri ragazzi. Ce lo abbiamo sempre a cuore e è il timone di tutto quello che noi facciamo, la nostra bussola ci fa andare avanti, ci fa superare ogni difficoltà. Questa oggi è stata un'impresa importantissima, una cosa forse che veramente nessuno di noi forse credeva di poter fare, però l'abbiamo fatta insieme grazie alla collaborazione di tante persone che io ringrazio. Non le nomino tutte perché mi sembrerebbe superfluo, però qui c'è veramente una sinergia incredibile. Da qui partiranno tante vite, tanto lavoro, tanto futuro e tanta speranza.